Sindaco, Cortina sta rispondendo presente a queste Olimpiadi, molti dicono non sono più le Olimpiadi di Milano Cortina, ma solo quelle di Cortina, da quanta gente c'è nel comune? Beh, effettivamente diciamo che è così, dicendo, non me ne voglia Milano, ma effettivamente l'atmosfera che stiamo vivendo a Cortina, forse perché siamo piccoli, è veramente un'atmosfera olimpica al 100%, vediamo tantissimi turisti internazionali che sono venuti per godersi questo momento, e al di là di quelli che sono gli eventi sportivi è tutto il folklore, quello che stanno movimentando il paese, che per noi è veramente un grande orgoglio, e siamo veramente entusiasti di quello che stanno assaporando, ma soprattutto della comunicazione che stiamo dando a livello internazionale della Cortina del futuro. Ecco, un'organizzazione che molti dicono comunque sta ottenendo ottimi risultati. Assolutamente, l'organizzazione è ottima, cantiamo vittoria però solo domenica, perché comunque bisogna aspettare la fine dell'evento, però diciamo per il momento veramente siamo entusiasti dell'organizzazione, perché tutti hanno risposto bene, e quindi soprattutto anche le forze dell'ordine sulla gestione del traffico, il ticketing di Fondazione Cortina, ma anche Fondazione Milano Cortina. Diciamo che è un sistema unisono che sta portando i risultati di 4 anni di duro lavoro. Ecco Sindaco, lo ha detto lei, domenica il primo punto d'arrivo, poi si ripartirà per le Paralimpiadi, ma è tempo già di primi bilanci, il suo bilancio su Cortina? Ma diciamo, se faccio un bilancio adesso è sicuramente estremamente positivo, sia da un punto di vista organizzativo che da un punto di vista sportivo, perché diciamo che le medaglie ci hanno aiutato, ma come è giusto che sia, nel senso che ricordiamoci che le Olimpiadi sono per gli atleti, non per noi che lavoriamo dietro le quinte, quindi io approfitto per complimentarmi per tutte le medaglie che sono state vinte dall'Italia. Però voglio aspettare domenica, perché sono un po' scaramantico, e quindi di conseguenza finché non si chiude tutto assolutamente non voglio cantare vittoria. Sicuramente una settimana un attimino di riprenderci un attimino e ripartire per le Paralimpiadi, perché hanno la stessa valenza delle Olimpiadi, se non ancora di più, da un punto di vista umano e anche da un punto di vista sportivo, quanto gli atleti paralimpici sono veramente degli eroi dal punto di vista, diciamo, della loro riabilitazione e reinserimento in questo che è il mondo sportivo. Quindi siamo pronti anche per accogliere loro, e anche lì speriamo che sia un grande successo.